Satrotta mili, avatto satrotta prosadi, si sposò in sto garco, l'hanno subisu in sto garco, l'hanno subisu in sto garco, imbara con la cotta, imbara con la cotta su. Ciao cani. Buongiorno. Beh, parcheggio ce n'è. Io sono arrivato ieri sera, dopo aver lasciato mamma mogliata, mi sono messo lì, un angolino tranquillo. E qui è Santo Lussurgio, anche qui fanno la giostra coi cavalli. Poi oggi è una bella giornata di sole. Ora faccio un giro sul paese perché la giostra mi pare che inizia alle 15, oggi è il 20, è del lunedì. Ieri c'è stato il giorno clou e domani martedì ci sarà il giorno clou, però domani già sto da un'altra parte. Sto rincorrendo il carnevale. Non so se sia la cosa più giusta perché sì, vedo tante manifestazioni, però magari non mi soffermo nel posto. E poi ci sarà il 22 pure, un'altra bella manifestazione, un bel carnevale. E lì mi fermerò un paio di giorni, poi dovrò cercare un meccanico. Mi si è bruciato, vedete, ho dei connettori, mi si è bruciato un filo, ho la posizione davanti sinistra e la posizione dietro sinistra che non si accende, quindi dovrò cercare un meccanico. Io su queste cose non ci capisco, vorrei cambiare il cablaggio, devo vedere un attimo una cosa, magari finché si tratta di cambiare olio, filtri, pure pasticche, però su quell'elettronica sono un somaro proprio. Vabbè, ma mi faccio un bel giretto al paese, intanto lì qua si fa la bella passeggiata, magari viene pure a annusare. E tu che fai? Ciao bello, guarda i occhioni che c'ha. Però non so se c'ha paura o se c'ha freddo, poi c'ha la coda a mezzo le gambe, boh, va a capire. Intanto segna, a femminuccia, vedi? Segna. Vabbè, ci vediamo dopo. Buongiorno. È tutta salita e discesa sto paese, eh? Mannaggia. È carino però, eh? Circondato da un sacco di verde, poi ci stanno, chiamiamole montagne, ci stanno ste cime qua, percorso panoramico pure c'è sta il cartello. Guardando sta incastonato sto paese, Santo Lussurgio. Notevole, veramente carino Santo Lussurgio, non me lo facevo. Santo Lussurgio, punto panoramico, però
devo dire che è veramente carino. Allora, prima parlavo con un... aspetta, voglio fare una cosa. Prima parlavo con un tipo. Vediamo un po'. Boh, perfetto. Dicevo, prima parlavo con un tipo che mi spiegava che non c'è la prova concreta, però probabilmente questo paese è nato dentro una caldera di un vulcano. E per certo è che Santo Lussurgio ha mantenuto il nome in sardo. Devo dire che è veramente bello, mi piace. Poi sarà, nei suoi vicoli sarà incredibile. Poi per quanto riguarda il discorso che potrebbe essere nato in una caldera di un vulcano, perché no? Cioè, sembrerebbe proprio, guardando tutto intorno, potrebbe essere anche un vulcano spento questo, che ne sai? E poi è bellissimo vedere tutti i tetti così, cioè, è incredibile questo paese, mi piace proprio, sì. Pensate che qua ci corrono a cavallo dentro questi vicoletti. E poi qua c'è questo bel Cristo che guarda tutto il paese e che magari lo difende anche, ma lo protegge. Sono contento adesso del Santo Lussurgio. Oggi, dicevo, è il 20 e la manifestazione c'è stata ieri, c'è oggi e c'è pure domani. Però io domani volevo stare già da un'altra parte. È dura capire, decidere se andare, se non andare, se fermarsi, anche perché stasera dice che fanno baldoria, non posso evitare che magari ho bevuto, non me va. E vabbè, dopo mi butto dentro questo paesetto, dentro i vicoli di Santo Lussurgio. Oh, qua se gli ghiaccia manco chi i lamponi vieni su, oh. Porco, dici che discesa, oh. Mi sa che dopo è proprio il caso di via la navetta, e io mica ce la faccio a salire col camperino mio su sta salita, oh. Ma guarda che tremendo, oh. Porca miseria. Va. Non so dove vado a mettere, non so dove andiamo a mettere, ora vediamo, mi sa che salgo su. Comunque niente, qui è dove correranno. Qua ci stanno pure le cantine. Allora vediamo di metterci dietro la... Ma se vado più su trovo altre postazioni? Sì, però è la partenza. Ah, quindi è meglio rimanere da queste parti? Dipende cosa vuole inquadrare. No, vabbè, non voglio inquadrare qualcosa in particolare, però voglio vedere la situazione. Quindi se vado su, andiamo. Sì, qua in questa dove c'è proprio il camion e la parte di cavallo. Ah, da lì partono i cavalli. No, allora mi fermo un po' più giù. Grazie. Qua dove c'è quella vicino con la barba. Lì ci sono le galline, dove i pupazzi di galline, prendono le galline. Ah, i pupazzi delle galline sono appesi? Sì. Ah, un po' come se fosse la... Ah, ok. Grazie. Quella è la parte migliore. Allora è già pieno. Sì, perché oggi devono prendere le galline. Che però non so bene, sono galline di pesta. Mi sembra di aver capito che è un po' come con la pentolaccia che fanno... com'è che si chiama? Va bene tutti. Presumo che sia una cosa di quella. E mo vado a vedere... oggi è tutto gonfio. Tutti i fotografi. Ah, qua c'è sta il filo. Ok, devo trovare una sistemazione. Non sarà facile. No. Vediamo un po'. Ho trovato una buona postazione per i video e
per le foto, eppure per godermi lo spettacolo. Anche se mi hanno detto che forse qua sovrappeso me la rischio un po', per gentile concessione della signora che mi ha dato il suo posto. Ora qui stanno irrigando. E lì sul filo ci sono appese le galline di persa. Come fanno subito il bagno. Buon lavoro! Sono di porco la partenza e partono! Escono dalla curva unissono Savaletta Ceno Montesa che, come ho spiegato ieri, appunto tra i due cavalieri parte il cielo d'intesa, che è quello che serve per dare il via, e partono! Ecco che uniscono Savaletta all'imboccatura della curva e si preparano alla testa di casa della parte iniziale, ma niente da fare. Qui passano a 200. Questi che stanno qua sotto devono stare a campare, ed ecco riuscire dalla curva unendo Savaletta, transitano da verso casa Cadao, ancora Savaletta oltre piazza San Sebastiano. Ecco che si preparano e partono! Ecco di unire Savaletta imboccando la curva, transitano si preparano la parte delle galline e viene abbattuta vederla da sotto è tutta un'altra cosa, però da sopra sicuramente pericolo, secondo me. Andiamo su, va. Qualche istante e partono! Escono dalla curva in questo istante, uniscono Savaletta già oltre la curva, si preparano alla testa di piazza San Sebastiano e imboccano la curva unendo Savaletta. Gli danno certe crocche, però porco dici non gliela fanno a piano. Questo mi hanno raccontato questi del paese che una volta usavano le galline vere. Fino agli anni 70. Fino agli anni 70. Poi che è successo? Gli ambientalisti, gli ecologisti, gli animalisti. Sono stati le galline. Sporcava anche un po' vicinato. Ah, sporcava il muro del sangue. Ci credo. Poi vi consiglio una cosa, il signore a fianco a me si chiama Bruno Ladu, lui sta su Instagram, fa delle foto meravigliose, seguitelo e andate a cercarlo su Instagram, vedi che non te ne penti, sì, perché no? Alla curva, uniscono Savaletta, aspettano nuovamente. Tanto stiamo attendendo Allora, dove siamo? È un'abitazione privata che non solo c'era la possibilità di arrampicarsi sul muro di casa, ci offrono pure il vino, che in questo caso è meglio del reddito di cittadinanza. Lui è il benefattore del vino e tu a me prima mi hai dato tu, quindi Per forza, padrone di casa, mi tocca. ah, ok, il padrone di casa, grazie di cuore. E da Santo Lussurgio è tutto, vi saluto con le immagini di questi animali stupendi e ci vediamo domani.